Salve amici, per chi non mi conoscesse mi chiamo Giuseppe Alletto, sono un artista, un pittore, sono siciliano. Come formazione, per quanto riguarda la mia formazione artistica, sono un autodidatta, infatti ho fatto un percorso di studi diverso, prima il liceo classico, successivamente ho conseguito la laurea in storia dell'arte all'università, ma sono qui soprattutto come un amante dell'arte e in particolare in questo video vorrei continuare la serie di video che sto dedicando al rapporto tra cinema e pittura, partendo dalle cose più semplici, cioè dai film biografici su artisti. In particolare oggi vorrei parlarvi del film Big Eyes. Si tratta di un film del 2014 firmato da Tim Burton con Amy Adams e Christoph Waltz come interpreti principali. Sostanzialmente si tratta della storia di Margaret Keane, una pittrice americana che appunto venne scoperta solo dopo moltissimi anni essere l'autrice dei propri quadri. L'affermazione che ho appunto fatto è un po' assurda, ma la storia è proprio questa, cioè sostanzialmente il film inizia con una donna in fuga da una precedente relazione insieme alla a sua figlia giovanissima, parliamo dell'America degli anni 50, poi ritroviamo questa donna il cui nome nel film e il nome nella realtà storica era Margaret Ulbrich. Troviamo questa donna diciamo doversi guadagnare da vivere dipingendo per strada, in particolare ritratti di bambine o di giovani ragazze dagli occhi grandi. Infatti tra parentesi Tim Burton si ispirò all'opera di questa pittrice per questa sua costante stilistica, cioè molte delle sue creature gotico-mitologiche sono caratterizzate appunto da questi occhi grandi. Comunque, chiusa la parentesi, troviamo nella storia di questo film questa donna appunto intenta a dipingere per strada. Qui incontra Walter Keane, un uomo molto simpatico, molto affascinante. I due sostanzialmente si innamorano. Walter Keane si era presentato a lei come un pittore di scorci, quindi di paesaggi urbani, in particolare di paesaggi urbani parigini. Poi subito si scopre che invece Walter era un agente immobiliare, ma che aveva questa grande passione per la pittura e avrebbe voluto fare l'artista. Quindi inizia questa relazione tra queste due persone. Successivamente Walter spinge affinché il proprietario di un noto locale della città in cui vivono esponga le opere sue e della sua nuova compagna, appunto, ma avviene questa mostra, ma i quadri di Walter vengono messi in una posizione, in un corridoio, quindi vengono posti in una location non adeguata, e quindi Walter si ribella e sostanzialmente va a creare una rissa nel locale, colpisce con un quadro il proprietario del locale. È a questo punto che inizia la fortuna di questa persona, di quest'artista, cioè a causa di questo incidente la stampa comincia a parlare di questa mostra, di questo avvenimento e quindi di queste persone, tra cui Walter. Quindi inizia un po' di successo, poi andando avanti nel racconto, sostanzialmente durante una serata nel film si vede l'industriale italiano Olivetti in visita alla mostra. Olivetti chiede chi fosse l'autore dei quadri caratterizzati dai bambini dagli occhi grandi. La vera autrice era la donna, era Margaret, ma invece a farsi avanti è Walter, che dice di essere l'autore di quei quadri, quindi sostanzialmente si impossessa in maniera fraudolenta della paternità delle opere di sua moglie. Naturalmente Margaret è ferita da ciò, ma
accetta questa situazione. Infatti Walter diciamo, è un ottimo venditore di se stesso e di questi dipinti, quindi sostanzialmente Walter procede con una carriera da artista, ma non dipingendo lui, facendo dipingere sua moglie, quindi sfruttando il talento di sua moglie. Questa situazione diventa sempre più insostenibile per Margaret, fino a, diciamo, giungere alla rottura con Walter, con suo marito. Ella poi scopre tante altre verità nascoste da parte di Walter, da parte del marito, e inizia insomma sostanzialmente a svelare la verità, cioè che è lei la vera autrice di quei dipinti, dei dipinti dei bambini dagli occhi grandi. Si arriva addirittura a una causa legale, questo il film si conclude così. Questa causa legale poi viene vinta da Margaret Keane, che quindi viene finalmente riconosciuta a tutti gli effetti l'autrice delle proprie opere. Quindi questa frode, che è stata una frode realmente avvenuta nel sistema dell'arte contemporanea degli anni appunto 50-60, in particolare negli Stati Uniti, questa frode, diciamo, cessa di esistere e quindi la verità viene a galla. Sostanzialmente il film è uno dei meno bartoniani dei film di Tim Burton, certamente non gotico, poco visionario, ma comunque un film diciamo abbastanza interessante, che racconta questa storia vera. E poi secondo me interessanti sono 3 temi che il film diciamo propone in rapporto appunto al mondo dell'arte, al sistema dell'arte. Il primo è certamente il ruolo della donna nell'arte, ma è un tema complesso, assolutamente interessante, a cui spero di dedicare una serie di video. Poi certamente un secondo tema interessante è la riproducibilità tecnica dell'immagine, ma soprattutto diciamo in base al suo sfruttamento commerciale. Il film inizia proprio con una sorta di visione di una stamperia di quadri, di immagini che vengono stampate, e quindi questo è pure un tema assai interessante toccato dal film. E forse il tema più il tema saliente, ecco, del film è il problema dell'autenticità dell'essere artista, dell'autenticità di una operazione artistica, al di là dell'elemento diciamo legale, al di là del fatto che sostanzialmente è la storia di una frode, ma è interessante proprio questo discorso della distinzione che deve essere fatta, anche potremmo dire così, a livello morale e forse a livello artistico stesso, tra gli artisti diciamo autentici, o almeno quelli diciamo che ci credono davvero, e invece delle operazioni pseudo-artistiche che hanno molto più di commerciale, sembrano molto più delle operazioni di marketing che non delle operazioni artistiche, culturali, diciamo oneste, nella loro anche potremmo dire nella loro motivazione, appunto motivazione culturale, motivazione estetica. Questa distinzione, diciamo così, questo problematizzare il tema della autenticità e anche potremmo dire della verità nell'arte è secondo me veramente l'elemento più interessante di questo film, che vi consiglio di andare a guardare. Per oggi il video si conclude qui, mi raccomando iscrivetevi al mio canale se vi va, anche seguitemi su Facebook nella mia pagina Giuseppe Alletto Italian Artist, ma soprattutto ricordate che chi ama l'arte ama una parte di se stesso.